Ciao ragazzi, benvenuti a Roncari, piccola frazione di Campo Fontana nel cuore della Lessinia, dove da diversi anni i residenti hanno scelto forse il modo più originale, forse più vero per raccontare la magia del Natale, essere loro stessi i protagonisti. Questo presepe è nato 23 anni fa, infatti quest'anno festeggiamo quasi incredibilmente la 23esima edizione. Perché incredibilmente? Perché 23 anni fa penso che nessuno avrebbe mai scommesso che avremmo portato avanti questa idea un po' anche bizzarra e pazza, nata dall'allora fondatore Ruggero Lovato, che purtroppo adesso ci guarda da lassù, di provare a creare un presepe vivente in una contrada, in questa contrada però che vuole essere un po' la contrada della Lessinia di un secolo fa. E quindi da questa idea, che era nata un po' così per scherzo, un po' ma dai proviamo, è venuta fuori una cosa incredibile. Oggi quanti visitatori vengono, quindi 3 giorni di rappresentazione? È sempre difficile dirlo con esattezza, ma credo che siamo all'incirca su 5.000 visitatori in 3 serate, con dei picchi la prima sera e la terza sera, ma all'incirca siamo su questi numeri. Il presepe vivente di Campo Fontana resta in auge 3 giorni, 24, 25 e 26 dicembre. Ma in questi 3 giorni qui vengono migliaia di persone richiamate dal fascino di un'ambientazione unica, quella della Lessinia, e poi da una poesia che solo qui si può vivere. Quanto c'è di Lessinia in questo presepe? Allora questa è la Lessinia, quindi infatti noi l'abbiamo chiamata la Betlemme della Lessinia, perché questa è una contrada che nonostante insomma tutti gli anni che sono passati comunque si è ancora mantenuta nella sua architettura come la Lessinia di un secolo fa. È Lessinia perché le persone che comunque sono qua e vivono qua sono persone che sono del posto, e poi chiaro ci sono anche figuranti che vengono anche a darci una mano da altri posti, ma sono persone che sono qua e non si inventano un lavoro perché fanno il loro lavoro. Molti di quelli che sono qua fanno il loro lavoro, quindi questo è un presepe assolutamente autentico perché nulla è di inventato e le persone usano le mani e fanno le attività che fanno direi quasi quotidianamente o che facevano fino a poco tempo fa. Cosa c'è? Cosa si prova quando si mette in piedi un'organizzazione come questa? C'è orgoglio, c'è stanchezza inevitabilmente, c'è voglia di farci conoscere? Cosa c'è dietro? Ma allora, forse c'è anche un po' di poca consapevolezza, nel senso che, ed è questa forse la cosa bella, nel senso che siamo veramente intrigati perché ci contiamo sulle dita della mano e ogni anno diciamo basta, non lo facciamo più l'ultima volta. E poi invece ci troviamo con un gruppetto che dice ma come fai a non farlo? Che poi ci troviamo il 24, 25, 26 che è pieno di gente perché la gente ci ripaga con la presenza. Per cui in realtà non c'è un'organizzazione come uno si potrebbe immaginare, chissà quale, come strutturata o con chissà quante persone. Sono 6, 7, 8 persone che poi vengono ovviamente aiutati da volontari che un giorno o l'altro insomma si affancano e poi vengono qui in queste serate. Comunque questo gruppetto di persone che con tutto l'impegno, tirandosi sulle maniche perché i mezzi sono pochi, mettono in piedi un presepe che è semplice, come semplice è la sua organizzazione, come semplice è la sua idea, ed è questa proprio la forza di questo presepe. Un tempo questa contrada era molto vissuta, c'erano decine e decine di persone che abitavano qui, poi ovviamente con l'arrivo del benessere, con lo spopolamento, anche questa parte della Lessinia ha conosciuto la fuga dei residenti che hanno preferito scendere a valle, scendere in città per avere altri posti di lavoro. Ma l'appuntamento con il Natale di Roncari è imperdibile ed è un avvenimento che un po' riunisce lo spirito di comunità di questa terra. È un modo anche per tenere viva, unita la contrada? Sicuramente
per chi ci abita qui non è sempre facile avere questi 3 giorni, poi non sono 3 giorni, insomma è molto di più, insomma una contrada, perché è una contrada comunque abitata in cui porti anche il disagio, però poi insomma l'orgoglio c'è perché le persone vengono qui, vengono anche altri giorni a vedere la contrada del presepe e insomma in questi giorni qua sta contrada qua diventa un qualcosa di speciale e unico. Qual è il messaggio che vuole trasmettere una animazione come questa in cui siete voi stessi protagonisti, i residenti? Sì, non c'è esibizionismo assolutamente. Il messaggio che si vuole trasmettere è proprio un po' la semplicità, il saper trovare, vedere nelle cose autentiche e vere e anche un po' di una volta, perché effettivamente adesso tante attività si stanno perdendo e tanta manualità si sta perdendo, però il saper trovare un po' lo stupore, la bellezza nelle cose semplici, e questo è poi quello che si vive in particolare quando si entra nella strada dell'attività, perché ha tutto il brusio che c'è fuori e anche la confusione data da tante persone che affluiscono, ma quando si entra là c'è un silenzio incredibile e questa è la cosa, è forse la parte più bella di questo presepe e poi anche lo spirito del Natale, la bellezza e la semplicità. E non c'è presepe che si rispetti se non ci sono gli zampognari ad accompagnare tutto questo magico evento. E quindi è a loro che delego il compito di augurare ancora buon Natale e felice anno nuovo. Ciao ragazzi!